99 chilometri, 36 comuni attraversati da Spresiano a Montecchio, un'opera da oltre 2 miliardi di euro che prevede 370 milioni necessari per pagare i terreni espropriati lungo il suo tragitto. Parliamo della Pedemontana, una strada che oggi inizia la sua parte di realizzazione lungo la Valle del Lagno. Il primo colpo di ruspa sotto gli occhi del governatore del Veneto, Luca Zaia, che ha ricordato le ricadute positive sul territorio di questa infrastruttura. È un'opera che, se facessimo un referendum tra i veneti, è voluta a gran forza. Poi se c'è qualcuno che non la condivide è da rispettare, vanno rispettate fino in fondo idee, è da far tesoro anche delle proposte che vengono fatte, ma vivere di contrapposizioni su un'opera che i veneti vogliono a me sembra assurdo. Qui sorgerà un centro logistico che occuperà 360 persone tra impiegati e operai fino al 2018, data prevista per la fine dei lavori. Da qui partiranno anche le due opere tecnologicamente più avanzate, la Galleria Naturale di Malo e la Galleria di Sant'Urbano, 1 chilometro e 600 metri. Prima della cerimonia anche un momento di contestazione con una trentina di residenti che hanno affrontato il governatore veneto. Chi sei che ha detto mafiosi? Io! Noi non abbiamo bisogno di un'autostrada in questa valle, noi abbiamo bisogno soltanto della nostra bretella che dalla nuova 246 raggiunga Cereda, cioè pochi chilometri. Lei perché è vecchia parla così, ma i giovani che devono arrivare? Chi mi dice che fra 10 anni succede qualcosa, magari le faglie che ci sono, non c'è più acqua lì, chi è che paga? Per me risulta che ci sia una comunità che non la pensa come voi. La tua! Cara signora, io ho nome e cognome, non sono un mafioso, capito? Guardi, lei deve imparare una cosa, la buona educazione. Bravo! Siete voi che vi riportate male! Critico anche il Movimento 5 Stelle che attraverso alcuni parlamentari contesta la regolarità delle procedure e i costi eccessivi dell'opera. Ho definito meschino chi pensa di fare della campagna elettorale su quest'opera. Quest'opera è fatta da persone oneste che hanno voglia di fare, che hanno voglia di contribuire a far crescere il nostro paese, punto. Se hanno qualcosa da dire che vadano in magistratura. Soddisfatti i sindaci dei comuni attraversati chiedono il rispetto dell'ambiente e dei tempi di realizzazione, ma approvano le ricadute positive sulle aziende locali. Lo stesso Zaia ha chiesto che nei cantieri si parli soprattutto in Veneto.